CNA Arte e Gusto in questa iniziativa al Palacongressi inserito nell'ambito del Festival del Mandorlo. Siamo alla seconda edizione, è stata una giornata ricca di eventi per promuovere il territorio, per promuovere le nostre imprese, l'artigianato e l'economia. Questa è una vetrina importante perché noi vogliamo, attraverso la presenza di CNA e attraverso l'economia turistica, dare un contributo anche in vista di Agrigento Capitale Italiana della Cultura. Infatti questa mattina abbiamo tenuto un seminario dal titolo "Le esperienze CNA dei nostri artigiani incontrano il turismo internazionale". Infatti abbiamo incontrato il responsabile del TTG di Rimini, con cui abbiamo avviato un rapporto di collaborazione. Già a ottobre abbiamo avuto 8 buyers qui ad Agrigento, ne avremo di più, e soprattutto con un progetto mirato in vista di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, perché la cultura, l'artigianato e appunto le nostre aziende, le nostre botteghe, ecco, queste sono delle occasioni che servono per creare sviluppo, per creare benessere, per creare occupazione. E oggi abbiamo fatto una iniziativa importante, la seconda edizione nell'ambito del Mandorlo in Liore. Ringraziamo gli organizzatori che ci hanno voluto dentro il programma come evento collaterale. Questo significa che la CNA è un punto di riferimento nel territorio per le imprese, ma anche nei confronti delle istituzioni, perché oltre ad essere un'organizzazione datoriale, la CNA è un'organizzazione che ha una forza sociale. Oggi in serata abbiamo chiuso con il cooking show, ecco, anche questa una grande vetrina grazie ai cuochi e ai pasticceri dell'associazione provinciale Salvatore Schifano, guidata dal presidente Giovanni Chianetta, che ringrazio, così come la scuola del Niccolò Gallo con la dirigente Pisana e con il professor chef Antonello Iacono Manno, che ha coordinato gli allievi. Ecco, abbiamo trascorso una bella giornata, soprattutto all'insegna della promozione e della valorizzazione delle eccellenze del territorio e dei manufatti dell'artigianato artistico tradizionale. L'Istituto Gallo presente a questa iniziativa di CNA Arte e Gusto con un cookie show che sta, in questo momento effettuando. Sì, siamo presenti, sono presenti i nostri ragazzi, i nostri professori per presentare dei piatti della tradizione siciliana rivisitati con l'estro e la fantasia che contraddistingue proprio i nostri giovani. E a questa iniziativa promossa dal CNA, che è veramente un'iniziativa di grande valore, perché è una vera e propria vetrina per l'agroalimentare, per l'artigianato del nostro territorio e della nostra provincia, in un momento in cui si vuole proprio sviluppare il nostro territorio, dare quella spinta propulsiva che permetta di rendere l'ospitalità un fiore all'occhiello, ecco. E noi vogliamo educare i giovani a questo senso dell'ospitalità. Dietro ogni piatto, dietro ogni pietanza c'è tradizione e c'è cultura, e c'è soprattutto quell'entusiasmo, quell'amore, quell'attaccamento per il proprio territorio, che è il senso di appartenenza e nello stesso tempo orgoglio. Ringrazio veramente dell'invito al CNA e di questa collaborazione in una settimana particolare per la città di Agrigento, la settimana della festa del Mandorlo, in cui si inserisce perfettamente e contribuisce veramente a dare quell'apporto culturale e operativo che fa della nostra scuola, una scuola presente nel territorio. Siamo con il segretario regionale Giglione a questa iniziativa Arte e Gusto qui all'interno del Palacongressi, ecco, dopo Taormina anche Agrigento. Sì, questa è la seconda edizione di CNA Arte e Gusto all'interno della manifestazione del Sagra del Mandorlo e Fiore del Folklore. Oggi abbiamo voluto lanciare, assieme anche al presidente della fondazione, il dottor Irineo, al sindaco di Agrigento, anche l'iniziativa che sarà molto lodevole anche di preparazione in questa fase, Agrigento Capitale della Cultura 2025. Noi abbiamo voluto da subito dare la nostra disponibilità e lo abbiamo fatto anche oggi con la presentazione di un piatto particolare per la nostra provincia, che è il macco di fave rivisitato con i prodotti tipici della nostra terra, e lo abbiamo voluto inserire in questo contesto dove cultura, arte
spettacolo e i prodotti tipici della nostra terra diventano punto di forza. Noi stiamo lavorando, l'abbiamo detto, a Taormina mese di novembre, per presentare come piatto protetto a livello europeo un piatto tipico che è il macco siciliano. Lo faremo attraverso una grande organizzazione che è l'Associazione Italiana Cuochi, che ci sta vicino, è un'associazione incorporata all'interno del sistema CNA, che ha visto in CNA una grande opportunità, quella di sposare il territorio attraverso i piatti tipici e farlo diventare punto di forza in tutto il mondo. Nell'ambito di CNA Arte e Gusto non solo enogastronomia ma anche cultura, con uno spazio dedicato a Medinova. Ma è una cosa importante che si ripete, io ho partecipato ad altre edizioni e qualcuno mi dice: ma che cosa c'entrano i libri mentre si parla di alimenti? E ho detto in maniera molto chiara: il libro è l'olio per la mente, è cultura, quindi permette di poter apprezzare ancora di più tutto quello che c'è nelle nostre eccellenze, e Medinova è ormai così consolidata per cui effettivamente, e lo dimostrano infatti, è un'eccellenza del nostro territorio. Cultura per andare oltre, libri per il nostro cervello, per la nostra formazione.